presidente Zaia questa mattina ha reso noti i nomi dei nuovi direttori generali delle ULSS del Veneto, alcuni confermati, altri sono new entry. Città blindate nel weekend, a Venezia scatta l'ordinanza anti-assembramenti, a Padova chiuso l'accesso, a Prato della Valle, a Treviso il prefetto chiede più controlli anche per le aziende. Nessun sottosegretario veneto e nella Lega, cresce la rabbia della base che si sente sempre più sottomessa nel partito a trazione salviniana. Il Veneto non ha nel carroccio il peso che si merita, la denuncia di Gian Antonio D'Arè. Anche il vice sindaco e un assessore hanno fatto richiesta del bonus comunale a Sernaglia dopo la senatrice trevigiana Bufera in Casalega. Le coppie rinunciano a sposarsi per le troppe limitazioni nel mondo del wedding, orfano di cerimonie in crisi, per loro non ci sono neanche i ristori. Esercitava la professione di medico durante l'orario di ambulatorio, medico di famiglia veneziano indagato per truffa. Tronchi sommersi che riaffiorano dal lago di Santa Croce, il caso dopo l'alluvione, pericolo per il lavoro dei Canadair. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La sanità veneta in primo piano, le nomine che erano attese dei direttori generali. Oggi le presentazioni ufficiali a Palazzo Balbi. La conferenza quotidiana del governatore Zaia si è spostata dalla protezione civile a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, per la presentazione dei nuovi direttori generali delle 9 ULSS, delle 2 aziende ospedaliere di Padova e Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'azienda Zero. Una squadra scelta tra 101 candidati per lavorare in sinergia. Un'ottima squadra, lo vedrete, lo dimostreranno sul campo. Donne in gamba, assolutamente professionisti in gamba, e direi che ci sono tutti gli elementi per fare un bel lavoro. Abbiamo affidato le nostre aziende ospedaliere del Veneto, ma abbiamo affidato in mano il territorio e il futuro della nostra salute, e direi che sono tutti professionisti che sono in grado assolutamente di far crescere ancora di più dal punto di vista sanitario il Veneto. 7 di loro sono alla prima nomina, 2 riconfermati nella stessa sede, 4 riconfermati ma nominati in una sede diversa dalla precedente. Molti sono medici. Soprattutto medici, è stata la volontà di segnare ancora di più questo percorso, che è quello delle professioni mediche, e poi le professioni infermieristiche, e quindi con il primo direttore generale d'Italia che viene dal percorso infermieristico. 4 su 13 sono donne. Delle grandi professioniste, e ho voluto che fossero in squadra. Non ne farei sempre una questione di numeri, direi che questo è stato la formazione ideale che abbiamo trovato, perché poi è una formazione che parte dalla professionalità, dalle caratteristiche personali, dalla capacità di dialogo. Questa è la formazione ideale, proprio per mettere sullo stesso piano nelle scelte uomo e donna. All'ULSS 1 Dolomiti una new entry, Maria Grazia Carraro, mentre all'ULSS 2 Marca Trevigiana ha riconfermato Francesco Benazzi. All'ULSS 3 Serenissima arriva Edgardo Contato, che prende il posto di Giuseppe Dalben, passato all'azienda ospedaliera di Padova. Nuovo anche Mauro Filippi all'ULSS 4 Veneto Orientale, che perde Carlo Bramezza, assegnato all'ULSS 7 Pedemontana. All'ULSS 5 Polesana Patrizia Simionato, ex direttore generale di azienda Zero, mentre all'ULSS 6 Euganea Paolo Fortuna. Maria Giuseppina Bonavina sarà all'ULSS 8 Berica, mentre all'ULSS 9 Scaligera confermato Pietro Girardi. Nuovi all'azienda ospedaliera di Verona Callisto Bravi, all'Istituto Oncologico Veneto Patrizia Benini, all'azienda Zero Roberto Toniolo. Il contratto è un 3+2 con riconferma al terzo anno. Guadagneranno 154.000 euro lordi l'anno. Zaia non dimentica però il lavoro svolto dai direttori uscenti, soprattutto nell'ultimo anno. Si lasciano per il pensionamento, ma vanno assolutamente ringraziati, come ho fatto oggi, visto e considerato che hanno fatto crescere le nostre aziende ospedaliere, le nostre aziende territoriali, ma sono direttori che poi hanno anche vissuto questo anno tragico, ed è bene ricordare il grande lavoro ciclopico che hanno fatto. E sarà un weekend blindato in tante città del Veneto, ovviamente per la questione, per il problema degli assembramenti. Per Venezia in particolare dalle 15 di oggi è in vigore l'ordinanza per evitare il diffondersi del virus. Nello specifico tra le 15 e le 21 di sabato e domenica la polizia locale avrà la facoltà di regolare l'accesso in alcune aree della città, Mestre per esempio, in Riviera 20 Settembre, Piazzale Donatello
donatori di sangue e Calle Giovanni Legrenzi. A Venezia in vari sestieri, a Canareggio, nel sestiere di San Polo, nel sestiere di Dorsoduro, Campo Santa Margherita, Calli, Ponti e Campielli limitrofi. E ci sono delle limitazioni anche a Padova, queste le misure che entreranno in vigore già dalle prossime ore. Isola Memmia chiusa nel fine settimana dalle 14 alle 22. L'accesso al punto centrale di Prato della Valle sarà interdetto sabato e domenica, 2 giorni in cui si verificano spesso assembramenti e soprattutto di giovani. Il provvedimento è stato deciso al termine di un lungo comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblico che si è svolto giovedì pomeriggio in prefettura alla presenza di prefetto, questore, comandante dei Carabinieri e sindaco di Padova. Sarà chiusa Isola Memmia. Non è sotto l'articolo 50, per cui sotto l'aspetto sanitario non dobbiamo mollare mai, perché finché non siamo tutti vaccinati e ci vorrà molto tempo non possiamo mollare, è un aspetto molto importante. Io capisco i ragazzi che vogliono stare assieme, bere la birra, tutto quanto bene, ragazzi, però l'aspetto sanitario è superiore a ogni altra discussione. La riunione ha confermato anche le misure anti-assembramento attuate già negli ultimi 2 fine settimana, come il senso unico pedonale lungo l'asse Corso Umberto via Roma, la zona centrale dove si concentra la folla di persone che nel fine settimana frequenta la città. La decisione di rinnovare le misure e di aggiungere il divieto di entrare nell'isola Memmia sono state decise dopo la valutazione dell'incremento di contagi registrato nella provincia di Padova, città purtroppo maglia nera per il numero di nuovi positivi che si registrano quotidianamente. Inoltre proprio l'isola Memmia la scorsa domenica è stata teatro di una zuffa tra minorenni sedata solo dall'intervento della polizia. I padovani capiscono, non è finito il virus, circola ancora e circola molto. Maggiori controlli anche a Treviso, a chiederli il prefetto Maria Rosaria Laganà, che sottolinea come oltre alla salute certe leggerezze penalizzino la nostra economia. Veramente il nostro destino, ma soprattutto il destino di quegli operatori economici che sono fermi nelle mani di ciascuno di noi. È inutile andare al bar e prendersi un caffè magari in uno spirito di sensibilità o di solidarietà rispetto al gestore, se poi dopo si contribuisce con la condotta imprudente a creare le condizioni perché ci si richiuda un'altra volta. Semplice e diretto il messaggio del prefetto di Treviso a tutti i cittadini. Ancor più guardando ai giorni scorsi con casi di feste e contagi e in prospettiva ai possibili assembramenti dettati dal prossimo fine settimana con bel tempo e temperature primaverili. Brutto dirlo, ma che causa il suo mal pianga se stesso, cioè ci sono delle regole da osservare, non osservando queste regole i contagi salgono e quindi poi le autorità di governo devono adottare quelle misure. Che significa continuare a penalizzare la nostra economia con aziende che certamente dopo quanto successo non riapriranno più. Tema trattato ieri durante un comitato economico convocato dal prefetto e che ha prodotto una relazione che a breve sarà inviata a Roma con un'indicazione precisa sulla proroga della cassa integrazione e soprattutto del blocco dei licenziamenti. L'importanza del capitale umano, è stato anche segnalato ad esempio che non sono ancora partiti i progetti di reale riqualificazione di tutti i dipendenti che in questo momento sono fermi. Intanto dal prossimo fine settimana dalla prefettura l'indicazione ad intensificare i controlli anti-assembramento. Però è chiaro che ciascuno deve fare la propria parte, cioè ci dimentichiamo dal lunedì all'altro lunedì, quindi dal fine settimana in cui vediamo poi lunedì i risultati negativi, la ripresa dei contagi, e la settimana dopo siamo al punto di prima. Veramente una coazione a ripetere dannosissima e sicuramente da stigmatizzare. Intanto si avvicina la Pasqua e si avvicina anche il momento per l'adozione del nuovo DPCM in scadenza il 5 marzo. Abbiamo chiesto ai bassanesi cosa si aspettano e che Pasqua sarà. Si avvicina la Pasqua, si avvicina anche il momento in cui il governo dovrà dettare le nuove linee guida. Cosa vi aspettate? Che Pasqua sarà? Gli altri non so cosa si aspettino. Io dico francamente me ne infischio della politica. Ho votato 60 anni, ho votato per tutti, è cambiato niente se non in peggio. Ormai mi vergogno di andare a votare. Il DPCM chi se ne frega. Se ci vuole ed è indispensabile ben venga la chiusura, altrimenti come facciamo adesso? Andremo avanti per 5 anni. Da quello che ho capito mi sembra che sarà così come l'anno scorso, però noi sempre speriamo, che lo sa. Come sarà la prossima Pasqua, signora? Come al solito, come Natale penso.
Sarà una Pasqua difficile perché siamo tutti stanchi. Una Pasqua orribile. Io sono sicura e sono positiva, sono sicura che ne usciremo e la prossima Pasqua dovrebbe essere quantomeno più serena. Questo è un augurio per tutti e per tutto quello che verrà. Si avvicina la Pasqua, si avvicina anche il momento in cui il governo dovrà dettare le prossime linee guida, insomma cosa vi aspettate, come sarà la prossima Pasqua? Penso che rimarremo tutti così a casa, penso che sarà un po' come l'anno scorso, non credo che cambierà molto la situazione. Sì, anch'io penso la stessa cosa, non credo che riapriranno, quindi staremo a casa come l'anno scorso più o meno. Chissà che la mascherina ce la facciano anche abbassare e speriamo bene, insomma, io sono positiva, cioè non positiva in senso che sono positiva, in senso buono, speriamo bene, dai. Andiamo adesso a Castel Gomberto, dove di notte qualcuno attacca volantini no vax. Esce allo scoperto anche il sindaco che dice, oltre a fare disinformazione, questa è una violazione del regolamento urbano. I vaccini scatenano una guerra di informazione e di controinformazione o disinformazione. Nelle notti di Castel Gomberto s'aggira un personaggio, forse più di uno, che attacca sui muri volantini in cui si nega l'esistenza della pandemia e la validità dei vaccini. Così nella guerra al Covid si apre anche un altro scontro, quello col fronte Novax. Ci sono state delle persone che hanno appeso per il paese, sia a Castel Gomberto sia nella frazione di Valle, dei volantini contro la pandemia, i volantini che negano l'esistenza della pandemia, che negano la necessità di mascherine piuttosto che del vaccino, anche in maniera non sempre rispettosa, insomma, delle cittadinanze e di tutto quello che sappiamo che la pandemia ha portato. Il sindaco di Castel Gomberto spiega che il comune fa fatica ad arginare questi episodi. Chi attacca i volantini si muove di notte, col buio o la mattina all'alba, quando le strade sono vuote. Un comportamento che oltretutto per il sindaco viola anche il decoro urbano. Una violazione di un regolamento che serve appunto per il decoro e per la tenuta del paese. Io mi rendo conto che in questo momento, anche parlandone, sto dando ulteriore pubblicità, però dopo un momento di riflessione abbiamo pensato che è il momento di intervenire, perché è ora di finirla con certi atteggiamenti. È una posizione condivisa anche con i gruppi di minoranza. Concordemente abbiamo deciso che è una situazione in cui bisogna intervenire in maniera ferma, condannando completamente tutti questi atteggiamenti che, come ho detto, negano una pandemia, negano gli effetti di una pandemia. Siamo al cospetto di numerosi decessi, di malattie, di una situazione anche sociale molto pesante, e non è più accettabile che si tengano certi comportamenti. Troppa incertezza a causa del Covid e i futuri sposi sono costretti a rinunciare al loro giorno più importante. Tra i vari settori in ginocchio, quello variegato che ruota attorno al wedding, ai matrimoni, un mondo che ha protestato con una silenziosa e immobile sfilata di abiti da cerimonia. Lacrime mute sulle mascherine di questi manichini dagli abiti scintillanti. Nero rigoroso per lui, velo lustrini, gonna ampia o stretta su vestiti da sogno per lei. Piange il mondo che ruota attorno a matrimoni e cerimonie, un settore di professionalità variegate che nella sola provincia di Padova conta 2.000 attività, 20.000 lavoratori e lavoratrici, cui si aggiungono 3.000 stagionali. Nel 2020 abbiamo avuto un calo del fatturato in percentuale, adesso io sto generica, non parlando della mia attività nello specifico, ma dal 60% fino al 90%. Una strage finanziaria, diciamo, perché il nostro comparto veramente sta soffrendo moltissimo e siamo stati chiusi, anche perché i lockdown hanno coinciso con il nostro momento di alta stagione. Molti entrano in questi negozi, ammirano abiti, chiedono proposte. Nessuno ancora se la sente di fissare una data, tanta la paura di essere costretti ad annullare. Un mondo che non ha potuto godere di ristori economici perché gli atelier hanno lo stesso codice Ateco dei negozi di abbigliamento. Imprenditori e professionisti che chiedono si prosegua con la campagna vaccinale e propongono l'adozione di protocolli specifici per le cerimonie, con la speranza di tornare a immaginare con i loro clienti il loro giorno più bello.
Noi speriamo che si riparta, abbiamo voglia veramente di rivedere i nostri sposi felici, di poter realizzare veramente i loro sogni e poter far parte di un giorno così importante. Dall'economia alla politica e alle tensioni in casa Lega dopo la mancata nomina di sottosegretari. La base è in fermento, le chat sono incandescenti ed i mugugni si stanno trasformando in urla, anche se per ora restano ben chiuse tra le quattro mura. Nel nuovo governo Draghi la Liga Veneta esce bastonata, un solo ministro, peraltro senza portafoglio, e nessun sottosegretario. Eppure ci avevano fatto conto fino all'ultimo. Massimo Bitonci era dato praticamente per certo all'economia ed erano buone pure le quotazioni di Franco Manzato, già sottosegretario del governo Conte 1. Invece niente, la regione più leghista di tutta è rimasta praticamente a bocca asciutta. La Lombardia, dove in termini di voti la Lega ha percentuali ben diverse, ha portato a casa 2 ministri e 3 sottosegretari, ma anche Liguria ed Emilia hanno avuto soddisfazione maggiore e certo non bastano le lontane origini venete del laziale Durigon a far sorridere i militanti della Liga, che si sentono sempre più penalizzati nella nuova Lega di Salvini. Rabbia e malumori che, se i più fanno circolare per ora sotto traccia, non zittiscono l'ex segretario regionale, ora europarlamentare Gian Antonio Darè, che forte della ormai lunga carriera non teme di attaccare il commissario Alberto Stefani, fedelissimo di Salvini. Scontiamo l'inesperienza del nostro commissario, dice Darè. Il peso della Lega in Veneto non è stato fatto fruttare nelle nomine dei sottosegretari. E Darè furibondo si ferma qui, lasciando intendere che in Veneto la misura è colma, anche se nessuno ha il coraggio di gridarlo a piena voce, chiedendo ufficialmente un congresso regionale per archiviare una volta per tutte la stagione del commissariamento. Ma nella Lega c'è un'altra grana, c'è il caso Fregolenta, Sernaglia della Battaglia, che si arricchisce di ulteriori dettagli. È giovedì sera, sono passate poche ore dal nuovo caso Ristori che scuote la Lega e l'ex consigliere regionale Riccardo Barbisan manda un SMS alla collega di partito Sonia Fregolent. La senatrice è finita nella bufera per aver ricevuto dal comune un rimborso di 240 euro per la spesa dei centri estivi del figlioletto. Barbisan aveva chiesto e ottenuto il bonus INPS da 600 euro per 2 volte, devolvendo la cifra alla Proloco di Treviso. Quel gesto gli costò l'esclusione dalle liste elettorali per le elezioni. Un messaggio di solidarietà, probabilmente quello inviato da Barbisan, che suo malgrado si è ritrovato questa mattina nuovamente sulle prime pagine dei giornali, insieme al nome di Alessandro Montagnoli. Caso completamente diverso per l'ex vicepresidente Forcolin. Il bonus, benché richiesto dai colleghi del suo ufficio, non è mai arrivato perché la procedura non è stata portata a termine. Il carroccio è in subbuglio per quel gesto di Fregolent difficile da giustificare e rimanda il giudizio al leader Matteo Salvini, vista l'alta carica della senatrice. Torna intanto sulla questione il sindaco Villanova, che non era a conoscenza del fatto che anche il vice sindaco di Sernaglia della Battaglia Jesus Bortolini e l'assessore Vanni Frezza avevano, tramite le rispettive mogli, fatto domanda di bonus comunale. Non avevo assolutamente idea che avesse percepito il contributo. Io sono amareggiato e sono anche un po' stupito delle dichiarazioni fatte in questi giorni. Ieri sera in giunta avevamo condiviso l'accaduto anche del fatto dell'aver percepito il contributo in modo unanime. Insomma, avevamo parlato e non aveva certamente espresso quello che oggi è uscito sui giornali. Appureremo le responsabilità, agiremo di conseguenza. Potrebbe dunque aprirsi un caso politico nella maggioranza. Anche il consigliere comunale che fa il consigliere comunale per 50 euro all'anno. Abbiamo tantissime realtà, queste persone non è che non abbiano poi le loro aziende, le loro famiglie eccetera, quindi va fatta anche una diesamina sull'opportunità di queste richieste. La senatrice, che ha scelto la linea del silenzio, contrariamente al collega Barbisan, che la sera stessa riferì sul caso pubblicamente, ha fatto sapere tramite conoscenti di aver devoluto la cifra ottenuta all'asilo parrocchiale di Falzè. Il PD è partito all'attacco, liquidando quel gesto di beneficenza come inopportuno. Data la sua indennità da parlamentare, la senatrice Fregolent faccia beneficenza con i soldi suoi e non quelli della comunità. Così Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso. La cronaca ci porta a Venezia, dove c'è un medico indagato per truffa alla sanità.
Trascurava, per così dire, la sua attività di medico di base per dedicarsi ad altri servizi che gli fruttavano di più economicamente. Ma la Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto la sua truffa a danno della sanità. In particolare faceva il medico legale presso agenzie automobilistiche, ovviamente per i nuovi patenti, presso società che gestiscono, diciamo, sinistri stradali o infortuni sul lavoro, per certificare appunto anche come medico del lavoro i vari contesti, e aveva anche uno studio dentistico. Questo non è di per sé vietato, è consentito, però c'è una riduzione proporzionale alle ore che il medico impegna in questa attività extra. L'indagine è partita da alcune segnalazioni su presunti disservizi che il medico 66enne, che operava nel territorio iesolano ma anche a San Donà di Piave, avrebbe arrecato ai propri pazienti nella normale attività ambulatoriale. Abbiamo ricostruito la sua attività extra medico di base dal 2014 al 2019. I militari della finanza hanno dunque eseguito il sequestro preventivo delle somme che sarebbero state percepite indebitamente, quantificate in circa 540.000 euro. Una truffa non da poco, soprattutto considerato quello che è stato il ruolo dei medici di base nell'ultimo anno. Il medico di base ha assunto una figura fondamentale. Si parla del medico di base quale figura che potrà e dovrà eventualmente somministrare anche i vaccini e soprattutto che ha una funzione di ammortizzare l'impatto che questa pandemia ha sugli ospedali. Se manca la continuità assistenziale territoriale e soprattutto il riferimento per tutti i cittadini, per tutti i pazienti e il medico di base, viene messo in crisi poi il sistema. Tronchi spiaggiati, tronchi affioranti, tronchi sommersi. Il lago di Santa Croce nel Bellunese in queste condizioni davvero non si era mai visto. Pericolo detriti nel lago di Santa Croce. L'alluvione dello scorso 6 dicembre ha portato a valle una quantità di legname come non si era mai vista. C'è chi stima ci siano 1500 metri cubi tra tronchi spiaggiati e sommersi. La prima emergenza è quella relativa alla possibilità di pescaggio dei Canadair in caso di incendi da spegnere. Stiamo valutando la rimozione di questi tronchi perché c'è un problema di sicurezza in primis per il corridoio dove atterra il Canadair va a raccogliere l'acqua in caso di incendio, quindi questo è il problema veramente principale. Per la prima volta l'ente provincia e chi potrebbe occuparsi del recupero e dello smaltimento si sono trovati per esaminare la situazione. L'incontro è avvenuto a Valle del Lago, dove si trova la nautica a cui sono iscritte circa 500 persone e dove ogni anno almeno 150 ragazzi imparano ad andare a vela. Dobbiamo intervenire e cercare di intervenire anche in tempi molto brevi, questa è la nostra intenzione, prima che parta la stagione turistica. Gli interventi sono urgenti e si ritiene sia preferibile farli fin tanto che il canale Cellina non immette acqua nel lago, il cui livello è quindi basso. Si parla di un intervento di forse 200-300 mila euro e che dovrebbe essere effettuato entro e non oltre il mese di marzo. I soldi ci sono perché abbiamo i canoni idrici che da anni rimangono quasi completamente alla provincia di Belluno, quindi riusciamo anche a intervenire su questo fronte. Parliamo adesso di noi perché a grande richiesta alle 21:15 su Antenna 3 questa sera verrà riproposto l'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est a un anno dall'inizio della pandemia in Veneto che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre, il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus, appuntamento davvero imperdibile questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3. È tutto per questa edizione regionale, ci sono adesso le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone di stampo primaverile che ci sta accompagnando ormai da giorni ci terrà compagnia anche nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 27 febbraio. Sul Veneto sarà una bella giornata asciutta e stabile, ampio soleggiamento come vediamo un po' su tutti i settori della nostra regione, con il cielo che potrebbe solamente presentarsi al mattino poco nuvoloso con locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui.
Temperature stazionarie e piacevoli, minime tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece tra i 15 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, qualche nube a dire il vero ci sarà, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 13 e i 19 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui vedete un contesto di ampio soleggiamento, qualche annuvolamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0-4 gradi, massime invece sui 15-16 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.